Buonasera a tutti, ben ritrovati direi per chi era già presente ieri l'altro all'inaugurazione a Pieve, e benvenuti per chi per la prima volta è qui in questo palazzo municipale di Porta al Pago, dove oggi facciamo l'inaugurazione della nuova sala consigliare con le tele che ritornano finalmente dopo tanti anni qui in sede municipale di Puos, le tele di Piedetto Bianco, in occasione proprio della mostra voluta dall'amministrazione comunale per ricordare questo artista del nostro territorio a 150 anni dalla sua nascita. Io non dico tante parole, resto nel mio ruolo di moderatore e lascio fin da subito la parola al sindaco di Alpago, Alberto Petterle. Grazie Alessandro. E ben trovati ancora una volta, vedo qualche faccia nuova però, quindi grazie di essere qua e vi do il benvenuto anch'io. Devo un po' ripetere quello che ho detto l'altra sera, perché insomma le persone da ringraziare sono tante e è stato fatto, come già detto, uno sforzo enorme, quindi io parto subito con chi ha dato il contributo per poter realizzare questa mostra, che è dislocata su 4 sedi, Pieve, Puos, Ponte nelle Alpi e Belluno, partendo da Confindustria Belluno Dolomiti, che è qui rappresentata dalla vicepresidente Laura Trevisson e che ringrazio di essere qui oggi. Grazie per il contributo che avete dato, grazie anche per il fatto che, insomma, grazie ad un accordo che è stato fatto 15 anni fa con l'ex comune di Puos, qui tra l'altro c'è anche l'ex segretario e l'ex sindaco di Puos, Michele Dalpaus, e il segretario Vaile Sommavilla, che hanno stipulato quell'accordo di comodato con Confindustria Dolomiti, dove la tela, una delle 8 tele che abbiamo noi, è ben valorizzata presso la sede di Palazzo Revivisca, quindi grazie e grazie per la disponibilità. Ringrazio anche il comune di Ponte nelle Alpi, che ospita una delle tele e che ha aperto il municipio. Mi sembra che hanno avuto già qualche visita, parlavo con la sindaca l'altro giorno, ieri l'ho vista al lago, bene, grazie. E questa mostra ha avuto il patrocinio della Regione del Veneto, qui è presente l'assessore Giampaolo Bottacin, al quale farò fare i saluti dopo. È anche una mostra che ha ricevuto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, vista la rilevanza internazionale della figura di Piedetto Bianco, ed è stata resa possibile anche grazie al personale interessamento del consigliere Elisabetta Bortoluzzi, che è qui in prima fila, assieme anche, fra l'altro, saluto a tanti altri assessori e consiglieri che vedo Riccardo, vedo il vice sindaco Marino Zoppè, Alessandro, insomma grazie a tutti i consiglieri e assessori del comune di Alpago che mi danno una mano. Do ovviamente il benvenuto al professore Enrico Lucchese, che insomma ha fatto innamorare tutti l'altra sera, penso che lo farà anche questa sera. Grazie professore di essere qua. Il progetto grafico è stato redatto da Andrea David Carrara, che questa sera non vedo ma era presente l'altra sera, e la restauratrice Mariangela Mattia purtroppo non è potuta neanche stavolta essere presente con noi. Comunque grazie alla restauratrice, che ha fatto un lavoro incredibile, al progettista, l'architetto Alberto Alpago Novello, che vedrete ci ha messo del suo e dopo lo vedremo assieme, e ovviamente a tutti coloro che hanno dato una mano per realizzare questa nuova sala che dal punto di vista artistico lascio ovviamente lo spazio al professor Enrico Lucchese, però dal punto di vista economico-finanziario, ve lo dico io, insomma, ha comportato uno sforzo di più o meno 100.000 euro. Allora non sono pochi, è un bel investimento, ma come dico sempre, il comune di Alpago adesso ha la possibilità di fare certi tipi di investimenti, e questi investimenti qua derivano essenzialmente da una scelta che è stata fatta 9 anni fa, cioè quella di unire il comune di Puos, Pieve e Farra, una scelta sofferta, una scelta che ha causato tante lamentele e anche tanti disservizi magari, perché non tutto è perfetto e bisogna sempre cercare di migliorare, però il comune di Alpago, insomma, in 9 anni ha messo in piedi una scuola media da 4,5 milioni, nuova, sta mettendo in piedi una mensa nuova da 1,2 milioni, abbiamo sistemato il distretto socio-sanitario per 350.000 euro, abbiamo
una sede dell'Università degli Studi di Padova Asperte, che è insomma, costata anche quella circa 400.000 euro. Insomma, stiamo investendo e tutte queste cose, lo dico sempre, sono rese possibili grazie al fatto che abbiamo fino al 2032 una disponibilità economica extra che abbiamo deciso di investire nel territorio, specialmente nelle giovani generazioni. La sala consiliare è uno strumento importantissimo, tanti mi dicono ma allora la sala consiliare verrà qui? Probabilmente sì, perché a Pieve, tanto per tornare in tema di investimenti, resterà sempre l'ufficio anagrafe, sarà l'ufficio dello Stato civile, però abbiamo già candidato il municipio di Pieve per realizzare una sede, una sala espositiva, una sede museale con i reperti di Pian dell'Agnela, un investimento da circa 800.000 euro, per cui abbiamo chiesto un contributo di 600.000 euro sul fondo Letta e 200.000 euro sulle aree interne, che è un altro strumento. Però insomma il Palazzo Municipale di Pieve si presterà ad accogliere in maniera permanente una sala espositiva che insomma, potrà ospitare questi reperti importantissimi che sono unici e che quindi potranno sicuramente essere meglio valorizzati nel luogo in cui sono stati trovati. Quindi ci stiamo muovendo anche in quel senso. Quindi forse la sala consigliare principale diventerà quella di FOS e io sono veramente contento del lavoro che è stato fatto. Guardate, è stata un'emozione incredibile vedere tornare dentro le tele anche importanti di una certa dimensione. È stato fatto tutto un lavoro anche per cercare di portarle dentro senza danneggiarle e quindi sono veramente contento di questo risultato. Io vi ringrazio anche Don Cristian Mosca che vedo qui, che ho pensato di chiamare per benedire la sala consigliare, che non fa mai male. Penso che le tele in questi anni, guardo il segretario, guardo gli ex sindaci che ci sono qua, penso che quelle tele ne abbiano sentite tante, ne sentiranno ancora tante, ma è sempre meglio che il parroco ci metta comunque una pezza, quindi grazie e lascio la parola al moderatore che così gestisce lui. Io vi dico ancora grazie, ci vediamo dopo. Grazie Sindaco, do la parola al vicepresidente di Confindustria, Laura Pellisson. Grazie mille e buonasera a tutti voi. Porto i saluti della Presidente Lorena Bertoni, Confindustria Belluno Dolomiti e di tutta la nostra associazione. Confindustria Belluno Dolomiti è lieta di sostenere la mostra diffusa dedicata a Pieretto Bianco in occasione del 150° anniversario dalla sua nascita. Un'iniziativa di alto profilo culturale, promossa con lungimiranza dal Comune di Alpago, che rende omaggio a una figura artistica di grande rilievo e contribuisce al tempo stesso a valorizzare l'identità storica e culturale del territorio. Come ribadito anche in occasione della conferenza stampa dello scorso 18 luglio, la nostra associazione riconosce la cultura un ruolo strategico nello sviluppo socio-economico, un autentico motore di crescita sostenibile, coesione sociale e competitività. Crediamo fermamente in un territorio che investe in cultura è un territorio più resiliente, attrattivo e capace di affrontare le sfide della contemporaneità con spirito innovativo. In questa prospettiva evidenzio con particolare orgoglio che una delle tappe della mostra è presso la nostra sede di Palazzo Revivi Scala a Belluno, con l'apertura al pubblico, su prenotazione, della sala che ospita l'opera L'Arsenale di Venezia, realizzata da Pieretto Bianco per la 10ª Biennale di Venezia del 1912 e da noi ospitata dopo il restauro dal 2010. Rivolgo un sentito ringraziamento al Comune di Alpago, agli enti patrocinanti coinvolti nel titolo, a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante iniziativa. Invito infine la cittadinanza a visitare le 4 sedi della mostra, cogliendo un'occasione preziosa per conoscere e apprezzare l'opera di un autore che appartiene al patrimonio culturale della nostra provincia. Grazie. Grazie mille. Do la parola all'assessore alla cultura del Comune di Ponte nelle Alpi, Francesca Bortoluzzi. Grazie. Posso Sì, prego. Buon pomeriggio a tutti.
tutti, anche io vedo facce nuove rispetto a venerdì scorso, è stata una cerimonia davvero emozionante, un'inaugurazione bellissima, partecipata come questa sera. Permettetemi di dire, una domenica di fine luglio alle 5 di pomeriggio, avere una certa affluenza non è per niente scontato e, come dicevo anche venerdì scorso, vuol dire che l'arte colpisce ancora, vuol dire che è ancora importante e sentita nella nostra comunità. Mi riallaccio un po' a questo concetto perché io devo fare un grandissimo ringraziamento al Comune di Alpago, nella persona del sindaco, ma di tutti coloro che hanno pensato a questa mostra, perché Alpago si dimostra un comune generoso e non egoista, perché includere altre realtà come possono essere il Comune di Ponte nelle Alpi o Confindustria Belluno Dolomiti vuol dire che c'è un pensiero che va oltre al mero egoismo, al mero tenersi tutto il bello per sé. Quindi sicuramente da parte del Comune di Ponte nelle Alpi questa sfaccettatura è stata apprezzata e sindaco ne terremo conto quando, se ci dovesse essere bisogno di teneremo conto. Però veramente avreste potuto far finta di non vedere quello che abbiamo noi nel nostro comune e invece ci avete coinvolti. Abbiamo fatto pochi sforzi per partecipare a questa mostra, sono onesta, gioco la carta onestà, però mi ha fatto davvero piacere che voi abbiate voluto condividere il vostro pubblico anche con noi. Confermo che abbiamo già avuto qualche visita dopo venerdì e sicuramente questo è dovuto anche, insomma, all'interesse che non c'è solo per Pieretto Bianco, che è un artista molto importante nella storia dell'arte contemporanea, specie veneta, è un artista che adesso sfocia nel mio ente retorico dell'arte, lo dico sempre, mi dispiace per il professor Lucchese, non voglio sostituirmi, ma è comunque un artista che nel 1912 espone alla Biennale di Venezia in un momento in cui l'arte è davvero importante, è un momento in cui l'arte emana messaggi. Il messaggio che abbiamo noi nella nostra sala consigliare di Ponte nelle Alpi è il messaggio che viene veicolato dal Porto, che è un telero che fa parte di un ciclo più grande che l'Arsenale, è il messaggio che vuole passare e che noi ricordiamo sempre ogni qualvolta entriamo nella nostra sala consigliare, è il messaggio che il lavoro di squadra performa meglio, in squadra si può fare di più. Voglio anche citare alcune uscite ultime di Confindustria Belluno Dolomiti in cui si dice che l'impresa fa cultura e viceversa, e è proprio così. Insieme possiamo fare tantissimo, questa mostra lo dimostra. E quindi davvero vi invito tutti quanti non solo a insomma, visitare il nostro telero nella nostra sala consigliare, a gioire di quello che avete qui a Posta dal Pago e di quello che avete a Pieve dal Pago, e anche tenere sempre in mente ogni qualvolta entrerete nella sala consigliare quello che ci sta regalando Pieretto Bianco, il messaggio che si sta passando. Concludo dicendovi che sono davvero orgogliosa che ci sia anche questo legame tra Ponte nelle Alpi e Alpago e insomma un fine di intenti ultimo che è lo stesso quando si governa, quando si amministra più che governare. L'amministrazione locale richiede buon senso e richiede il pensiero dei cittadini, ecco. Quindi in questo siamo assolutamente legati e buona mostra a tutti. Assessore, ora sentiamo il saluto di Gianpaolo Bottaccini, assessore regionale all'ambiente, clima e protezione civile e dissesto idrogeologico. Praticamente a tutte le sfighe. No, infatti, a parte le battute, ringrazio il sindaco per l'invito perché questa non è una battuta, di solito non mi capita di partecipare a serate così belle, così come dire, partecipate anche, no? Perché occupandomi generalmente di altro non ho questa opportunità, ma essendo oggi fortunatamente libero da questo tipo di impegni, ho accettato l'invito sicuramente, perché credo che la valorizzazione delle personalità che abbiamo avuto in questo territorio sia una cosa fondamentale, perché fa parte della nostra storia, delle nostre radici, della nostra cultura, e quindi valorizzare le personalità, in questo caso Pieretto Bianco, che è stato un grandissimo artista e che magari è più conosciuto fuori, no? Capita spesso, no? Più conosciuto fuori che qua, credo sia un passaggio importante. Io quelle tele me le ricordo da bambino nella sala consigliare e poi anche successivamente, io ero in minoranza quando Michele era sindaco e ne ha sentite tante anche allora nella sala consigliare, però era un contesto, no? Che era veramente di grandissimo spessore, cioè tu devi andare veramente in edifici prestigiosi per trovare un contesto come questo, no? A fare la maestra qui la sala. e quindi credo che
riportare il restauro di queste tele è stata una sfida importante, altrettanto importante credo sia quello di valorizzare le tele e soprattutto chi sta dietro le tele, c'è chi le ha fatte, il grande artista che è stato Pieretto Bianco e che ha segnato in positivo la storia del nostro territorio, tanto adesso comune amico di Vignesi, del comune del Pago, e quindi del nostro comune, possiamo dire, no? Ormai dopo quasi 10 anni penso che possiamo dire tranquillamente che i campanili sono stati sbattuti o quasi. Io ci ho sempre creduto a questa cosa, no? Il sindaco prima ha detto ci ha consentito di fare un sacco di cose, se smetterà la sede della protezione civile, spero che lo inauguri prima che finisce il mandato. Ma no, ha consentito un sacco di cose, eravamo due visionari, mi piace approfittare l'occasione per ricordarlo, io e il mio amico Paolo Saviane, quando lo dicevamo 30 anni fa, qualcuno ci prendeva anche in giro, ci diceva non succederà mai. Oggi sono 9 anni che abbiamo il comune unico, noi l'abbiamo visto come tutto al Fago, ma insomma i 3 comuni hanno avuto, o meglio, i cittadini dei 3 comuni hanno accettato la sfida e oggi sta all'amministrazione comunale dimostrare che è stata una sfida positiva, però mi pare che insomma i risultati che ci sono stati siano un segnale assolutamente positivo. Prima di entrare nella parte più tecnica della nostra presentazione, do di nuovo la parola al sindaco per un ultimo ringraziamento. Mi sono dimenticato prima di dire grazie a tutti i nostri uffici, ai tecnici e a tutti coloro che hanno lavorato. Ho fatto un ringraziamento speciale venerdì sera, lo faccio anche adesso, grazie ancora, perché la differenza ovviamente non la fanno solo i soldi, ma la fanno sempre le persone, e quindi grazie veramente a tutti gli uffici. Vedo anche Cristina, ovviamente Luca Facchini che ha portato a casa l'ultimo atto di restauro di questo municipio che è iniziato nel 2018 e la sala consigliare rappresenta proprio l'ultimo atto, e ovviamente Davide e la Super Monica, grazie. Grazie Sindaco, e ora ascoltiamo le parole del curatore della mostra, il professore Enrico Lucchese, professore all'Università di Studio della Campania, Luigi Bambitelli. Grazie, inizio anch'io con un ringraziamento e con un ricordo che nasce proprio anche dal ringraziamento verso delle persone, perché l'ultima volta che sono stato in Alpago prima della nostra presentazione in questo luogo, quando abbiamo presentato in una giornata piovana il volume del 2013, la monografia Io e Emanuela Ronaldini su Pieretto Bianco. A quel tempo appunto c'era il sindaco dal Paus, la dottoressa Sommavilla, e c'era anche l'assessore alla cultura dottor Bus Vitale, si chiamava, si chiama, non l'ho vista anche ieri, come si chiama? Stefano. Cioè, è stato un bellissimo rivederci che poi ha portato a questo incontro con i dottori Monica Del Cente e Davide De Pellegrini, con il sindaco, i consiglieri, tutti, e abbiamo costruito qualcosa di molto, molto importante. Io ho conosciuto Pieretto Bianco nel Pago dal 2010 in avanti e ho scoperto un artista, una voce singolare nel dibattito in Italia, in Europa e nel mondo all'inizio del Novecento, perché questo signore ha partecipato alle prime biennali dal 1897, quando ancora si firmava Pietro Bortolussi Bianco, per non confondersi con Milo Bortolussi, artista trivigiano, poi continuando invece con questo cognome che probabilmente gli è stato dato poi da un grande commediografo che era Giacinto Gallina. Bene, questo artista è stato un protagonista delle biennali, delle prime biennali, le biennali dove veniva esposto Gustav Klimt o Mestrovic, insomma, artisti delle secessioni. E Pieretto Bianco, ne abbiamo parlato l'altro giorno, quindi non mi ripeto, però
ad un certo punto viene convocato dalla presidenza della Biennale, proprio grazie a questa sua lunga militanza, mostra dopo mostra, con opere sempre più importanti, la presidenza della Biennale, l'onorevole Fradeletto e il suo factotum dell'epoca Romolo Passoni, dicono: Pieretto, abbiamo bisogno che tu faccia il terzo grande ciclo dell'esposizione internazionale della città di Venezia, nel Palazzo dell'Esposizione ai Giardini a Venezia. Perché già nel 1907 uno dei più grandi artisti del nostro primo Novecento, un artista che ha avuto a che fare con i pre-raffaelliti, tanto per intenderci, cioè Giulio Rischi del Sartorio, viene, quello che ha fatto la decorazione di Montecitorio, viene chiamato dalla presidenza della Biennale per fare un grande ciclo che si intitola Il poema della vita umana. 14 dipinti, 400 metri quadrati, le stesse misure, gli stessi scomparti che poi saranno usati da Pietro Bianco per il salone centrale del Palazzo delle Esposizioni a Venezia. Questo grande ciclo, tra l'altro, è stato recentemente un ciclo importante legato su appunto l'idea della vita umana che si dibatte tra due poli contrastanti, la luce e le tenebre, l'amore e la morte, ovviamente in uno spirito un po' decadentistico e anche simbolista, quindi un'opera molto differente da quella che poi Pieretto farà. Non ci sono operai che lavorano, ci sono, come posso dire, cavalli, bambini, donne che muoiono, la Medusa, insomma un'immagine di grande forza simbolica, la quale viene comprata dal sovrano, da Vittorio Emanuele, e donata alla Galleria Internazionale di Capezzo. Quest'opera è stata restaurata, se vi capita, fino a settembre potete vedere nella sua interezza, restaurata grazie all'Art Bonus, all'ultimo piano della Galleria Internazionale d'Arte Moderna a Capezzo a Venezia. Dopodiché, questo succede nel 1907, e tanto importante che anche nella biennale successiva del 9 verrà esposto questo ciclo. E nel frattempo viene chiesto a un altro artista, un artista toscano, Galleo Chini, di decorare la cupola, che ancora oggi potete ammirare. Quando si entra alla Biennale, la cupola d'ingresso, c'è sopra un grande ciclo di pittura murale che raffigura diciamo, una epopea della civiltà e dell'arte. Quindi l'arte come elemento che ha civilizzato il nostro mondo, l'Italia, l'Europa, il mondo. Anche questa è un'opera di grande successo, che poi ha avuto anche lei, come i teleri di Pietro Bianco, un po' di sfortuna, è stata coperta, rovinata, Visconti fece tutto un altro tipo di decorazione negli anni 30 e poi invece è stata restaurata recentemente e la potete oggi ammirare. E arriviamo finalmente a Pietro Bianco, perché Pietro Bianco, che nel frattempo si era fatto conoscere, e spero che la mostra di Pieve del Pago faccia capire insomma quali erano un po' le sue qualità, quali sono state le sue qualità, prima a Chioggia, poi a Parigi, poi a Burano con Umberto Veruda e Italico Brass, e nei paesi del mare che vedete nel secondo piano in fondo è un po' il biglietto da visita che Pieretto utilizza per convincere Fradeletto a dargli quella commissione, e nel 1911 Pieretto prepara dei bozzetti di questo ciclo e li offre, diciamo, d'accordo con Fradeletto, a una commissione che deve giudicare, una commissione molto importante perché è formata da 3 grandi artisti, lo stesso Giulio Rischi del Sartorio, quello del ciclo precedente, poi Pietro Fra Giacomo, che era un altro artista molto importante che faceva le vedute veneziane, e poi Cesare Laurenti, un altro protagonista di queste biennali, che vanno e approvano questo ciclo, e questo ciclo deve essere però elaborato, l'approvazione, scusate, è della fine di luglio, proprio in questi giorni, del 1911. Lui quindi ha tempo, da luglio fino ad aprile, per fare 400 metri quadrati di pittura. E quindi cosa fa? Convince, come vi avevo raccontato prima, un messo comunale a Burano di dare una sede buona, un hangar,
costruiscono un grande hangar e lui è un grande artista di Capesaro, della scuola di Capesaro, che è Umberto Bongiorni, che li fa da aiutante, si mettono a dipingere da quei bossetti queste opere che sono delle opere incredibili. Sono tutte alte 5 metri, arrivano a 5 metri e anche li superano, e possono raggiungere la larghezza fino a 8 metri. Quindi sono enormi. E infatti vedrete nel piano di sopra che queste opere vanno perfino oltre. Devo ringraziare anche l'architetto Alpago Novello per la grande sensibilità di averli proprio impressiositi, come erano poi in quell'allestimento originale che fece veramente un grande successo. Quando nell'aprile 1912, la Biennale fu aperta, Pieretto ebbe grandissimi elogi. Fu molto elogiato questo ciclo perché era un ciclo che univa una pittura moderna nel senso delle biennali dell'epoca, cioè non una pittura d'avanguardia, ma una pittura che guardava a una modernità recente. Qual era la modernità recente? L'impressionismo e il post-impressionismo. Quindi diciamo da Monet a una certa idea di Gauguin. E dopodiché, quindi niente futurismo, niente di questo, però comunque un'arte interessante, moderna, al tempo, che poteva piacere al pubblico di quel tempo, di quell'epoca, che era la Belle Époque. E infatti vedrete anche questi contorni molto forti, che il cloisonnismo da vetrata, di elegantissimo, però è il soggetto poi che colpisce tantissimo, oltre che questa pittura così veloce, così compendiaria. Qual è il soggetto? Il soggetto è il lavoro, anzi meglio, il risveglio di Venezia, la grande civiltà veneta, che aveva avuto un periodo anche anche di fronte alla modernità, era stata anche messa in crisi. Gli stessi futuristi l'avevano molto criticata come una città del passato, una camera mobiliata di un albergo di brutta categoria, di pessima categoria, con le gondole tutte da bruciare e molto meglio la luce elettrica, eccetera. E cosa fa il Cinquecento? Celebra Venezia come grande luogo della tradizione manciana, del Leone di San Marco, ma anche come luogo della modernità, perché il Veneto stava, e l'Italia era un paese che stava andando verso un'idea di modernità. Innanzitutto notate che la Biennale è fatta nel 1912 e non nel 1911 come doveva essere, perché vi ho detto 1907, 1909, 1911 la Biennale salta. Come mai? Perché nel 1911 vengono fatte la grande festa per l'Unione d'Italia, dove Pieretto partecipa a Roma. E con questo pedigree continua a esserci, a celebrare poi alla Biennale di Venezia, nella 10ª edizione della Biennale di Venezia 1912, il risveglio di Venezia, cioè Venezia che si apre, diciamo, al Novecento, al Nuovo secolo. Cosa era successo nel 1902? Era accaduto il campanile di San Marco, era accaduto, proprio collassato, e l'avevano ricostruito come era. La giunta comunale di Venezia l'aveva fatto fortemente, un gran lavoro, e Pieretto celebra questa edificazione, ma al contempo celebra anche la città moderna, il porto, l'arsenale, quello del Ponte delle Alpi e gli industriali, dove li vedete, e poi tutta una serie di altri mestieri antichi e moderni che si uniscono, quelli che puliscono il fango dai canali, ma anche quelli che costruiscono nelle officine, che fanno le draghe con le macchine moderne. Quindi un'opera veramente impressionante, monumentale, che fece sì che la Biennale, ancora una volta grazie a Pieretto Bianco, fu protagonista del suo tempo. Grazie. Grazie professor Lucchese. Invito a raggiungerci l'ingegnere Luca Pacchin per introdurre quelli che sono stati appunto i lavori di restauro della sala musicale. Buonasera,
Vabbè, sarò breve perché immagino che ci sia anche che voglia salire a vedere i teleri. Due parole più che altro sulle vicende di questo edificio, che poi sono quelle che hanno un po' dettato i tempi anche dello spostamento dei teleri. Alessandro diceva molti anni, gli anni sono 7, i teleri sono stati portati via da questa sede, tra l'altro penso che siamo a un anniversario, perché forse era proprio il 20 luglio del 2018, e sono stati portati via proprio perché con la fusione dei comuni, avendo la possibilità di svolgere attività amministrative su più sedi, sono stati fatti una serie di interventi per adeguare e funzionalizzare le sedi dei municipi. In particolare questo intervento è stato per primo oggetto di un intervento di adeguamento sismico, che è stato molto invasivo perché ci sono state fondazioni sismicali, seti importanti, intonaci armati, quindi polvere dappertutto, ragione per cui sì, non solo i teleri, ma l'edificio è stato completamente svuotato anche degli arredi e di tutto quello che era contenuto. I teleri nell'occasione sono stati portati dalla restauratrice, da Mariangela Mattia, che li ha avuti in custodia per tutti questi anni. I primi anni sono state anche valutate con la soprintendenza la possibilità di vedere se potevano essere messi in esposizione in qualche magari edificio anche veneto, magari con un'altezza tale per poterli esporre a dimensione intera, però per quel lungo periodo che avrebbero dovuto rimanere esposti non è stato possibile trovare una sede opportuna. Quindi li ha custoditi lei, direi comunque scelta fortunata, perché se iniziano a essere spostati rischiano anche rischiano di essere rovinate, così invece sono state sempre sotto anche l'attenzione sia per quanto riguarda anche le condizioni climatiche, ambientali da parte della restauratrice. Dopodiché, quindi un intervento circa 850.000 euro, il sindaco diceva i soldi della fusione e anche i contributi, perché il primo intervento erano risorse del PORFES per 750.000 euro di contributo, 50% comunità europea e poi in quota Stato e Regione, che tra l'altro gestisce i finanziamenti e li rendiconta. Un secondo intervento di 60-70.000 euro per completare l'efficientamento dell'impianto elettrico, che non si è riusciti a fare con il primo intervento. Poi è stato fatto un intervento di 200.000 euro, 100.000 della Regione Veneto, con i contributi a sostegno delle piccole opere per la rifunzionalizzazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi i locali è stata un po' modificata la distribuzione in previsione di riportare qui gli uffici amministrativi, sono stati realizzati bagni privilegiati, un nuovo ascensore e dopo di questo una serie di interventi, un intervento gestito dai miei colleghi per l'informatizzazione della sala consiliare e poi arredamento, l'arredamento degli uffici in pareti mobili. Questo ha fatto sì che da settembre circa 2021 hanno iniziato a rientrare i dipendenti presso questa nuova sede, dapprima il punto Anagrafe e poi anche gli altri uffici, l'ufficio tecnico e l'ufficio ragioneria. Adesso completiamo questa serie di interventi con la ricollocazione delle tele. La ricollocazione delle tele, quindi mi preme soprattutto sottolineare il grosso impegno della restauratrice, che poi si è sviluppato soprattutto in questi ultimi mesi per quanto riguarda le attività di restauro, che oltre a quello che è proprio il restauro vero e proprio per quanto riguarda, diciamo, le operazioni di pulizia e di tinteggiatura delle tele, è stato anche molto impegnativo per quanto riguarda anche l'opera di sostegno, che è un'opera, è un telaio in legno, no? che si risvolta su delle cerniere ed è studiato in modo tale di mantenere uniforme la tensione della tela affinché il quadro non si rovini. Per darvi un'idea, la struttura pesa circa 100 kg e dietro ogni struttura ci sono 150 molle.
Quindi tra l'altro con quest'ultimo restauro l'idea è stata studiata ancora nel restauro del 2004, però visto anche che sono state un attimo spostate le tele e riallocate sui vari rami, comunque quei telai sono stati oggetto anche di modifiche proprio per quanto riguarda la parte proprio strutturale e tra l'altro ne sono stati fatti anche 2 di nuovi. Poi l'architetto Alberto Paolo Novello, perché pur essendo un'opera pubblica che diciamo si sviluppa in maniera anche relativamente semplice per quanto riguarda la documentazione e la contabilità, però è un'opera che ha invece una sua complessità per quanto riguarda la precisione dei dettagli e anche l'idea artistica, quindi ragione per cui ci siamo rivolti a un professionista e penso che insomma poi sopra vedrete i risultati, secondo me sono risultati eccellenti. Poi ecco questo, ringrazio tutte le ditte artigiane che hanno lavorato e che ancora diciamo abbiamo delle cose completamente, quindi la falegnameria Padovani, ANR Impianti per quanto riguarda impianti elettrici e termici, Fabro, David Armando, chi mi dimentico? No, Falegnano ho detto, il Cartongessi, Tonè, e una mista che ha fatto delle modifiche ai marmi, sì. Quindi 100.000 euro, alla fine sembrano tanti, però modifica un po' l'impianto idraulico del termo, l'impianto elettrico, fai le cornici nuove, fai l'impianto illuminazione, quindi restauro, trasporto, perché anche il trasporto è molto delicato, perché va fatto fare a dei professionisti, ditte specializzate che hanno le assicurazioni e quindi anche questo contribuisce diciamo, ai costi complessivi. E poi ringrazio i miei colleghi, sia quelli che lavorano con me, quelli della mia area, ma anche quelli delle altre aree, perché comunque in queste attività c'è stato anche un interscambio, perché tra l'area di Davide e l'area di Gianluca gli operai che ci hanno dato una mano anche loro durante il trasloco. E ecco, per ultimo vorrei anche ringraziare, che adesso non so se è qua, però è quell'omino che arriva sempre per ultimo e che lavora con le sue signore magari la sera, la mattina, i festivi, che è quello che mi fa le pulizie alla fine di ogni opera, perché era qui anche proprio ieri e stamattina a completare le pulizie del locale, che è Franco Levis. Basta. Grazie Luca, adesso sentiamo l'intervento dell'architetto Alfano Mastropiazza. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io adesso cercherò di essere sintetico perché poi vedrete le opere su, quindi capirete meglio anche il lavoro fatto. Però partirei prima da un concetto che è stato espresso più volte, questo lavoro di squadra, no? Che si vede sia nelle opere del Geretto, con questi operai che lavorano insieme per creare quello che devono realizzare, ma anche in questo lavoro che è stato fatto oggi, perché appunto, come ricordava la Michele Pachin, c'è stato un lavoro di tante persone. E allora è stato riguardato tutte le ditte, tutta la parte amministrativa. Ricordo anche chi ha collaborato con me nella parte di progettazione, c'è l'architetto Michela De Zorzi e poi abbiamo l'ingegnere Pietro Canton per la parte termotecnica, diciamo, e poi il perito Pino Balconi. E lo vedrete di sopra, il doppio lavoro è stato quello di cercare di fare in modo di risplettare il più possibile intanto la sala dove ci trovavamo, perché è una sala comunque bella, una sala che è stata arricchita ancora parecchi anni fa, che però manteneva una immagine molto positiva. C'era il tema di collocare che queste 7 tele, prima erano 4, diventavano 7, era una cosa importante, cioè avere queste grandi tele che occupano praticamente da terra al soffitto tutto il pezzo di parete diventava veramente una cosa impattante e quindi cercare di capire come fare anche per valorizzarle. Allora l'obiettivo è stato quello di cercare di andare a fare un'operazione di sintesi, cioè di togliere tutto quello che fosse magari in più nella sala
per cercare proprio di valorizzare invece le tele, che era questo l'obiettivo. E quindi vedrete ci sono state create le tele avevano già degli spazi prefigurati che noi abbiamo mantenuto con un basamento di pietra, e poi c'erano proprio delle colonne, delle finte colonne in acciaio nere, un acciaio nero lucido, che sono state scelte di toglierle per creare proprio uno spazio più pulito, più liscio, in modo da dare più spazio, più rilevanza alle tele. Poi vedete le tele sono degli accorgimenti per fare in modo che le tele siano ben collocate, abbiano anche una cornice che le protegge e anche dei piccoli elementi che consentono di proteggere nel caso in cui la sala, magari come in occasioni come queste dove c'è tanta gente, non ci siano persone che possano calleggiare. Tutti questi interventi sono stati poi chiaramente studiati e valutati sia con la restauratrice, la Mariangela Mattia, e sia con la sovrintendenza che naturalmente ha approvato poi il progetto. Pensate che per portare dentro queste tele hanno voluto smontare la finestra della sala consigliare qui davanti e con i mezzi portarle dentro tele gigantesche, e quando le vedrete su vi chiederete come sia stato possibile fare questa cosa, perché non è stato facile, c'erano tante persone, anche qui la squadra che ha fatto il lavoro è stata bravissima. Devo dire però che questo spirito di squadra è stato positivo perché, malgrado i tempi alla fine un po' ristretti, però si è riusciti ad arrivare a quello che era un po' l'obiettivo finale. E dopo io adesso non mi dilungherei troppo nella descrizione, perché poi quando saremo di sopra, se avete domande oppure quesiti da porre, siamo a disposizione anche per dare tutte le risposte del caso. Grazie.